tecnologica, capacità anche di ingegneristica. consumo, capacità di pagare le pensioni, cioè veramente loro pensano che le pensioni arriva qualcun altro a pagarle? Perché Sì, la Boldrini dice che anche sinistra, no, ex Leu e anche Fratoiani dicono che quelli che vanno in bicicletta, i riders, ci pagheranno loro la pensione. Perfetto, benissimo. Con gli 800 euro che prendono al mese. Certo, poi sono stati fatti calcoli e stracalcoli in cui si è già dimostrato che questo già non è vero così, ma in più se poi non ci saranno proprio i posti di lavoro sarà ancora meno vero, ma molto meno vero. Cioè in che cosa vogliono ridurre questo paese? Questo non si riesce a capire. Di che cosa si sta occupando? La FIOM ha fatto licenziare 154 persone in Brianza con una mail. Ma loro dove sono? Beh, Landini ha detto che lui è con Fedez per la legge Zan. Bene, lui No, vero, no, ragazzi, non sto scherzando, è tutto vero. faccia pure tutte le scelte che vuole, chi se ne frega, però il suo lavoro, che è quello di non farsi sfilare i posti di lavoro da sotto il naso, o quantomeno far finta di proteggere i tuoi iscritti, perché nemmeno quello evidentemente fa. Quando lo fa sto lavoro? In che orari lo fa? Non si capisce questo. Ma è anche vero che comunque la famiglia Agnelli-Elkan è una famiglia amica della sinistra e del PD, perché anche questo va certo, detto. se no mica gli davano 6 miliardi e 3. Ecco, allora fatevi la domanda e rispondetevi da se soli. no mica gli davano 6 miliardi e 3, pur dichiarando che ne avrebbero pagato 5,5 miliardi in dividendi. Perché c'è stato anche, diciamo, questa punta di arroganza, no? Nel dire no, tu me li dai e questi io li pago comunque. Sì, io li prendo comunque, sì, lo sappiamo. Ripeto, tutti che... in Svizzera se ti dai i soldi lo Stato non puoi, non solo non puoi pagare di dividendi, ma non puoi neanche dare dei bonus ai super manager, perché potrebbero essere dei dividendi mascherati. Sono proibiti. Ti mandano in galera se lo fai. Le famose stock option, no? Le famose stock option. E ora, ma penso che anche in Francia, in qualsiasi paese europeo, ma ora la vera domanda è, ma a sto punto perché restituire i soldi allo Stato? Visto che ho preso i soldi, perché ridaglieli? I 6 miliardi e sì, 13. Perché? Tanto li ho già spesi, perché chi me lo fa fare di restituirli? Cosa mi possono fare? Sono grande e grosso, amico di tutti. Tra l'altro faranno un condono, penso. Non conosciamo quali sono i termini, perché magari gli hanno scritto restituiscimi quando ce li hai, magari gli hanno scritto anche una cosa così, magari è un prestito fatto a FCA che ora non esiste più e quindi Stellantis non deve più ridarglieli. Dice, spiacente, quella è la FCA, io sono i fratelli, sono i figli, che c'entro? Quindi capite quanti misteri che ci sono in questa cosa qua, quanti misteri. Danni soldi a una società che sposta la sede in Olanda, danno i soldi nonostante uno dica che vuole pagare quasi la stessa cifra di dividendi. Quello che avanza, anziché investirlo in Italia, viene investito, almeno come primi annunci, in Polonia e in Gran Bretagna. Cioè, voglio dire, e poi l'altra domanda è, ma le società di ingegneria, cioè la famosa, una volta c'era la Fiat Powertrain che inventava motori all'avanguardia, a Termoli la fabbrica delle trasmissioni, dei cambi, ad Atessa in provincia di Chieti c'era la Fiat Industrial, cioè che produceva i famosi Fiat Ducato, i Fiorino. Tutte queste fabbriche qua che fine faranno? Cioè, si rischia che anche i motori un giorno arriveranno dalla Francia. Sì, faranno probabilmente la fine del chimico farmaceutico che ha fatto per l'Italia, quando le grosse potenze economiche hanno deciso che in Italia non si dovesse produrre più farmaci. Chissà se Antonino Danna, caro Carlo Maria, abbiamo qua un conduttore famosissimo di RPL, Antonino Danna, che è anche giornalista di Italia Oggi, che è un alfista appassionato, cuore italiano, cuore sportivo, motori, cose. Beh, a me piacerebbe sentire la sua opinione, sicuramente lui ci sta ascoltando, sulle le future Alfa Romeo francesi, a quanto pare, perché di italiano non ci sarà più nulla. Io ho letto addirittura in un giornale che la futura Fiat Punto, Fiat Mito e Lancia Y saranno prodotte tutte e tre in Polonia, nel famoso stabilimento di Tychy,
con i motori Stellantis, quindi francesi, 1200 a benzina o 1500 a diesel, che ora sono prodotti in Francia, almeno secondo la mia cultura automobilistica che sviluppo sul water, perché a me piace leggere i giornali delle macchine mentre sto al bagno. Ho anche l'Espresso che mi aiuta ad andare al bagno, ringrazio. C'è sempre la famiglia Elkan dietro e senza di loro la mia vita sarebbe Sì, ben peggiore. ma su quei giornali le dicono ste cose qua? Sì, molto parzialmente, molto molto Cioè, parzialmente, sì. però collegano i fatti, No, no, assolutamente collegano no. che quei soldi adesso vengono gestiti dai manager francesi. No, però se uno Questo non lo dice è nessuno. minimamente sveglio si accorge che all'improvviso tutti i manager di Lancia, di Alfa Romeo, Lancia e Fiat sono tutti e tre francesi, perché il manager di Fiat è l'ex Olivier François, nemmeno farlo apposta, che è ex amministratore delegato di Lancia, e Alfa Romeo c'è Imparato, e l'attuale Sì. di Lancia pure un altro francese, cioè non c'è un manager italiano a guidare un'auto a Ma ti casa dirò di automobilistica. più, se anche ci fosse, tanto deve fare quello che dicono i suoi capi. Quindi, perché appena non lo fa, lo cacciano via. Però in Quindi, verità a capo di Stellantis c'è un portoghese, sì, Tavares, che comunque è cresciuto in Francia, perché prima lavorava alla Renault e poi per sbaglio l'hanno tirato ma dentro. non c'entra, voglio dire, quelli sono degli impiegati strapagati, però tanto devono fare quello che dicono i francesi. Al momento in cui non lo fanno, li cacciano via. Quindi sì, cioè, c'è sempre questo giro internazionale di manager che ci sarà e continuerà, però poi loro devono rispondere al consiglio di amministrazione e se non fanno quello che dice il consiglio di amministrazione li cacciano via e non trovano più un lavoro per qualche anno. E Così. qui quindi abbiamo suonato il De Profundis per l'industria automobilistica italiana. Sì, diciamo che in poco tempo abbiamo fatto una bella accoppiata, abbiamo fatto l'accoppiata dei Benetton che si prendono, anziché revocargli la concessione, si prendono i soldi, dopo che comunque è stato fatto un calcolo che pur andando in tribunale, perdendo la revoca, il diritto, i diritti sulla revoca, si spenderebbero 7 miliardi e 3 in meno rispetto agli 8 e mezzo che gli vogliono dare. Quindi voglio dire, lo Stato tra recupero fiscale e debiti che restano nella società, che la società non possiede i cespiti, no? I cespiti, essendo una concessione, erano rimasti Sì, allo allo Stato, è Stato, un gli bene dello assets, no? Stato. Quindi in poco tempo abbiamo fatto già una coppiata tremenda, adesso vediamo qual è la prossima. Già queste due, voglio dire, una volta avrebbero fatto cadere governi su governi, oggi non se ne accorge quasi nessuno. Beh, speriamo che il nostro banchiere arcobaleno Draghi faccia qualcosa. Nessuna, insomma, i lavoratori della Fiat se ne accorgono, ma ormai sono abituati a prendere bastonate da decenni, quindi Tra evidentemente l'altro non facciamo ci un fanno appello più da questo caso. radio, perché il ministro dello sviluppo economico, che è competente di tutte le vertenze, è un certo Giancarlo Giorgetti della Lega, che è una persona molto intelligente. Noi speriamo che questo urlo sicuramente non ascolta RPL, ma se per sbaglio l'ascolta come fa Matteo Salvini, siamo sicuri che questo urlo verrà accolto in via Veneto a Roma, perché ci siamo andati un sacco di volte a manifestare sotto il Mise quando c'era Calenda ministro, e ci auguriamo che qualcosa Sì, faccia. diciamo che lui è arrivato dopo Sì, che il sì, governo aveva già deciso che il guaio era già, la frittata era fatta. la C'era frittata era buon fatta. Patuanelli all'epoca del Sì, Movimento 5 Stelle. però sul pagamento dei dividendi effettivamente potrebbe decidere di capirci qualcosa e anche su questi nuovi investimenti che non vengono fatti in Italia potrebbe effettivamente capirci qualcosa e se volesse potrebbe bloccare in attesa dei riscontri del tribunale che ha rinviato a giudizio 59 persone, potrebbe cercare di bloccare il pagamento degli 8,5 miliardi delle aziende di Benetton. Sì, Questo sì. da parte di Cassa Depositi e Prestiti. Allora ricordo lo 0266203529 per chi volesse cantare il requiem dell'industria automobilistica italiana, e se Mimmo vuole dire due cose lo lasciamo pure dire due cose. Io veramente sono senza parole, perché appunto l'altra settimana eravamo sotto la sede di appunto dei Benetton in Piazza Diaz a Milano,
E qua, considerate le cose che appunto io ho udito assieme a tutti gli altri ascoltatrici e gli altri ascoltatori di RPL, io appunto dovrei prendere e proporre una mobilitazione sotto il Mise, insomma. Però dato che dallo spazio più sono successi dei miracoli in passato, no? Mi ricordo quando, parlando con Giuseppe Merola, che era un rappresentante sindacale della polizia penitenziaria, parlammo di quella che era una situazione disastrosa dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. Quello che appunto noi dicemmo attraverso lo spazio più arrivò alle orecchie della Borgonzoni, che appunto intervenne chiamando quello che era allora sotto segretario al Ministero della Giustizia Jacopo Morrone, risolse la situazione. Allora speriamo che qualche parlamentare della Lega, e ce ne abbiamo tanti amici, che ne so, qualche assistente parlamentare o qualche ex giornalista di RPL che adesso appunto sta a fare l'addetto stampa giù appunto a Roma, lo faccio presente questa situazione a Matteo Salvini o anche a Giancarlo Giorgetti, che intervengano, perché io veramente rimango basito, rimango senza parole. Però posso chiedere una cosa, Mimmo? Io spero che, visto siamo nel governo di unità nazionale, la larga intesa, il riformismo di Letta, che dice voglio cambiare tutto, voglio dare il voto ai sedicenni, voglio fare le leggi arcobaleno, diritti per tutti, allora, oltre a fare una legge sui partiti, che come previsto dalla Costituzione, una legge che assicuri la democraticità e soprattutto la trasparenza dei bilanci nei partiti, che ancora oggi non esiste, dopo 75 anni della Costituzione più bella del mondo, poi qualcuno verrà da me a spiegarmi perché è la più bella del mondo, il che non è assolutamente vero, e chiudo la parentesi, sarebbe bello fare una legge sui sindacati, perché non c'è trasparenza, non c'è nemmeno trasparenza di bilancio nella gestione dei sindacati. Abbiamo dirigenti sindacali che si aumentano lo stipendio di 10 volte, perché così gli ultimi 3 anni, così dice la legge, se tu ti aumenti lo stipendio ricevi quella cifra là che tu hai percepito negli ultimi 3 anni via mensile, e quindi ti sistemi, fai una vita da nababbo grazie ai famosi 3 anni. E sarebbe anche vedere bello dove vanno a prendere i soldi i sindacati. Non vorrei che qualche famiglia fa qualche elargizione, perché non è possibile una cosa del genere, che qua stiamo chiudendo l'industria italiana da nord a sud, dall'automobile alle acciaierie, perché comunque a Taranto siamo sempre là su chi va là. Ora c'è stata la bellissima sentenza del Consiglio di Stato che pare abbia salvato l'area a caldo, ed è una grandissima cosa, vuol dire che la filiera dell'acciaio in Italia per ora tira un sospiro di sollievo, però siamo sempre là con cause e sentenze fantasmagoriche di tribunali, e insomma si chiude l'industria aerea. Per carità, l'Italia non è che sia stato un granché, chiudiamo le banche come Montepaschi di Siena, che anche là una voragine, le banche venete, anche là è stata un'incredibile falciare, una moria impressionante. Ci facciamo scippare il credito valtellinese, una banca di media al nord di grande importanza, dai francesi con Crédit Agricole, che l'hanno pagata 4 soldi, e si ritrovano ad avere una banca solida con forti radici nella parte più ricca e sviluppata nel paese con 4 soldi. E i sindacati confederali e la CGIL per prima non dicono nulla. Poi però ti fanno la battaglia sul DDL Zan. Per carità, i diritti civili sono meravigliosi, ognuno può andare a letto con chi vuole, ho la mia idea su queste cose, ma mi mordo la lingua. Tuttavia il sindacato è pagato per difendere i lavoratori, non per difendere i transessuali, omosessuali, animal sessuali, bisessuali, chi ne ha più ne metta, perché ci sono 49 tipi di genere che purtroppo non posso citare, Carlo. Sì, io tra l'altro riflettevo su quello che diceva Mimmo, diceva siamo stati sotto la sede di Atlantia a protestare per il regalo che stanno per ricevere, e mi domandavo, ma se dovessimo andare sotto la sede di Stellantis, dove andiamo? In Francia, che così Macron ci fa prendere a manganellate? Mi stavo anche domandando Mattarella ha appena firmato un trattato di amicizia, in teoria penso che non la ce Francia lo dovrebbero ancora... dare, dici? No, il triplo dovrebbero darmene, tutto nascosto dal buon Mattarella. Posso dire una parola, visto che prima era cascata la comunicazione, posso dirla? Vai Mimmo, è tua la radio? No, è mia, sì. Era mio lo spazio più che dalla regia mi dicono che è una cooperativa la radio, quindi non è tua.
È vero. No, infatti parlo dello spazio più. Dico Carlo, una proposta, anzi una provocazione. Dato che andare sotto Stendantis rischiamo di pigliare le mazzate dalla polizia francese, ma pure dagli operai francesi, che appunto in pratica potrebbe averne un guadagno. I francesi appunto quando si tratta di difendere loro non vanno tanto per il sottile. Ma invece, ecco la provocazione, invece che andare sotto il Mise a disturbare appunto Giancarlo Giorgetti, che io spero venga avvisato di questa situazione, anzi sicuramente ne sarà al corrente, perché Giancarlo Giorgetti non è uno stupido, e ripeto, io spero che appunto insomma intervenga, ma la provocazione mia è andare invece che sotto Stellantis, andare sotto il palazzo della CGIL in corso di Porta Vittoria Milano, dove appunto ci sta la Camera non sarebbe male. Perché andare lì e pretendere l'intervento appunto dei sindacati non sarebbe male, certo. Allora, dato che tu hai fatto il miracolo, sei riuscito appunto a convocare tutta una serie di giovani persone, chiedere, non so, forse ecco, proviamo, ci devono essere problematiche nell'autorizzazione. Guarda, io fossi la CGIL, Mimmo, chiamerei Fedez e vi denuncerei per omofobia. Che c'entra l'omofobia? Non lo so, ormai siamo a questi livelli. No, vabbè, ma allora chiediamo che il sindacato torni a fare il suo lavoro, insomma, a difendere i lavoratori. Allora sicuramente davanti alla scalinata della Camera del Lavoro a Milano non ci faranno stare, però sul marciapiede di fronte, a debita distanza, io penso che si possa richiedere. Ci mettiamo sul marciapiede del tribunale, che così ci vedono. Anche perché d'altronde, insomma, questa una volta si andava sotto il tribunale. Sono cose che se non vengono spiegate bene teoricamente potrebbero finire in tribunale. Io lo farei questo tentativo, insomma, se è riuscito può essere a fare un'idea. un miracolo facendo convergere appunto sotto la sede dei Benetton diverse persone, andiamo anche là, insomma. Io andrei anche sotto la sede dell'UGL, però l'UGL sta in una via stretta a Milano ed ampiamente minoritaria in Fiat tra gli operai. Ampiamente minoritaria, appunto. Io la farei, non ne penso del genere. Che ne dici? Speriamo che anche gli operai della Fiat si sveglino. Può essere una buona idea. Ma quelli ormai sono abituati a prendere botte, secondo me stanno muti e zitti tutte le volte, pregano in ginocchio. Ecco. No, però ecco, il problema è questo: andare sotto la Fiat non ha nessun senso, perché il discorso, quando Marchionne, oppure non mi ricordo chi disse appunto che quando avevano spezzettato la Fiat o quel che ne rimaneva, praticamente mi pare che sia stato Marchionne, la buonanima, a dire che lui aveva fatto l'interesse degli azionisti. Allora, quando noi abbiamo a che fare con quel che rimane di una grossa azienda che tutti quanti noi italiani abbiamo contribuito nei decenni a mantenere in piedi con le varie casse integrazioni che quei soldi pubblici venivano pagati, perché appunto, e a foraggiarla direttamente. C'era il ministro Maroni che diceva che la Fiat ha preso una cosa come 250 miliardi di euro in tutta la storia repubblicana. Allora appunto, quando noi abbiamo a che fare con quelli che sono i masugli, gli avanzi di quella che è stata una industria storica italiana, che dicono appunto loro fanno gli interessi degli azionisti, andare sotto le sedie appunto di questi rimasugli non ha nessun senso. Però dato che il sindacato c'è ancora, passatemi sto francesismo, no? Dico, il sindacato c'è ancora e non fa niente, io penso che 2 strilli deve andare a dare, insomma. Già cominciamo noi dall'aver raccontato questo episodio veramente, cioè questo fatto terribile, insomma, attraverso le frequenze di RPL. Se gliele andiamo a urlare anche per strada, io il megafono ce l'ho, e anzi c'ho anche gli altoparlanti che mettono. Polveriamo i megafoni, dice, va bene. Certo, secondo me qua bisogna riprendiamoci il Volvone, il buon Mimmo aveva il Volvone di sfondamento, lo andiamo a prendere allo sfasciacarrozze dove è ancora la Lucente, allo sfasciacarrozze di Cologno, e lo lanceremo contro la Fiat, faremo i kamikaze. No, sto scherzando. Il Volvone sarà difficile trovarlo, però gli altoparlanti ce l'ho ancora, l'impianto
Allora, altoparlanti li ancora. Mimmo, ho brutti gesti dalla regia, solito Federico e Stefano, c'è di tutto e di più, grazie a Dio Colombo è in ferie. Devo ringraziare Carlo Maria Persano, scrittore, conferenziere e soprattutto economista ufficiale dei professionisti e imprenditori uniti. Grazie a voi. Ringrazio Mimmo Magnetta che dalle sue ferie si è degnato di dire 4 cazzate al telefono. C'è sempre il solito, quando ti becco ti danno basta, una tempesta. Ecco, sempre minacce. Sveglia CGL, sveglia Landini, il vostro sparacazzate vi saluta, ci troviamo martedì prossimo sempre qua 18:30 RPL, la tua radio, professionisti imprenditori uniti, Spazio Più. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.